Futsal People, amici di Futsal TV, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Maggiore di Leni e l'84 Ciampino Futsal, 11ª giornata di Serie A. L'84 per continuare a spingere il piede sul gas dopo aver trovato la vetta della Serie A per la prima volta nella sua storia. Il Ciampino per tentare il colpaccio corsaro, cercando di rientrare nel mischione delle pretendenti ai playoff. E andiamo quindi subito a vedere quali sono le scelte dei due allenatori, partendo da quelle di Mister Paniccia, ovviamente sponda L'84 che va a completare il suo reparto dei portieri con 19 Pasculli e 22 Tondi, poi 5 Maxi Rescia, 10 Iosico, 11 Fed, 18 si rivede Coco Wellington, 16 Matteus, 17 Cuzzolino, 7 Fortini, 20 Vidal, 66 Pasetti e 80 Raguso. Mentre per quello che riguarda le scelte di Mister Ibagnes abbiamo col numero 1 De Filippis, 7 Gentili e 13 Casassa a completare il reparto dei portieri degli aeroportuali, poi 3 Messina, 5 Cocco, 10 Gabriel Pina, 11 Ferretti, 13 Palmeggiani, 14 Lucas Diaz, 20 Joe Salla, 22 Fatiguso e 23 Petrov. C'è ovviamente una terza squadra in campo, quella dei direttori di gara, che sarà composta per l'occasione dal primo arbitro Mestieri di Finale Emilia, secondo arbitro Minardi di Cosenza e al crono De Ninno di Varese. Entrano le squadre a prendere possesso del parquet per quella che sarà sicuramente una bellissima sfida tra L'84 e Ciampino Futsal. Padroni di casa che hanno centrato la quarta vittoria consecutiva contro il Napoli, agguantando la vetta della classifica pari merito con l'Olympus Roma, sì, con una partita in meno che però i Blues devono recuperare con i campioni d'Italia in carica della Feldi Eboli, impegnati questa settimana in Champions League. Il Ciampino invece scivolato leggermente indietro dopo un buon avvio di stagione. Ora è il momento di provare a rifarsi per tornare sotto al mischione delle pretendenti ai playoff, con tante squadre molto vicine, tutte a navigare sulla soglia dei 15 e 14 punti. Ci saluta anche la tifoseria dei Tigers con la propria coreografia, sempre presenti per supportare l'L'84 qui al Pala Maggiore di Leni. E l'84 che, come detto in precedenza, può sorridere anche Mister Paniccia, perché rientra finalmente nelle rotazioni verde-nere anche Coco Wellington, colpo dell'estate verde-nera, fuori dalla doppia sfida di Supercoppa italiana per un problema al polpaccio. Ci sarà quest'oggi e sarà importantissimo il suo apporto per i padroni di casa, per il cammino in stagione dell'L'84. Lo scorso anno fu una partita caldissima qui a Torino tra L'84 e Ciampino Futsal, terminata 6-5 in favore dei padroni di casa, con il gol di Basso a deciderla letteralmente sul suono della sirena 4 secondi dalla fine del match. Tanto rammarico in quella sfida per il Ciampino, che poteva provare a rilanciare la propria voglia di playoff, sfida che invece dall'altro lato ha regalato proprio i playoff all'L'84. Poi nella sfida andata fu 7-1 per i verdeneri, in una delle partite più importanti del cammino in stagione dei ragazzi di Paniccia, che ora vanno a prendere possesso del parquet. L'84 che inizierà col solito quintetto, quindi Tondi tra i pali, poi Maxi Rescia, Cuzzolino, Iosico e Vidal. Mentre per quello che riguarda il Ciampino abbiamo Casassa tra i pali, poi Pina, Lucas Diaz, Joe Salla e Ferretti. E sarà proprio il Ciampino a dare il primo giro al pallone dell'11ª giornata di Serie A. Con Pina sul punto di battuta, si attende solo il fischio da parte dei direttori di gara.
che arriva adesso, via, si parte, andiamo, buon divertimento con L84 Ciampino Futsal, col Ciampino che gira il primo pallone della sfida. Pina, pallone in verticale alla ricerca di Lucas Diaz, lo pulisce Josico direttamente sul soffitto del pala maggiore di Leini, rimessa per gli ospiti. Palla fuori per la conclusione da parte di Pina, blocca Tondi. Cuzzolino aspetta il Ciampino nella propria metà campo. Josico lascia scorrere Cuzzolino, Maxi Rescia, Vidal prova a ripartire, tocca il pallone Lucas Diaz. Rimessa verde-nera. Con un bambino del settore giovanile dell'84 colpito dal pallone. Tutti i giocatori a sincerarsi delle sue condizioni. Carezza da Vidal. Si può giocare. Maxi Rescia, Josico si prende l'isolamento con Pina, passa Josico, Casassa in scivolata a rimediare, a ripulire un pallone complicato e a guadagnare anche la rimessa. Pina in verticale, Maxi Rescia lascia scorrere, c'è il fischio per l'intervento su Ferretti, gran giocata da parte del numero 11 del Ciampino, giallo per Maxi Rescia, protesta da parte dei giocatori del Ciampino che volevano forse un rosso, interpretazione dei direttori di gara, in particolare di Minardi, che probabilmente ha visto Ferretti non in possesso del pallone. E attenzione al piazzato per il Ciampino con Diaz e lo stesso Pina sul punto di battuta. C'è il fischio. Va Diaz che centra la barriera, doppio rimpallo, palla in out, primo squillo della gara da parte del Ciampino. Palla corta per Pina che prova con il destro, molto lontano dallo specchio della porta, difesa da Fabio Tondi, MVP dello Sky Match di Napoli, tra Napoli dell'84, con l'84 che ha vinto per 2-1 al Pala Iacazzi di Aversa. Occhio a Vidal, 3-1 ovviamente. Casassa raccoglie e poi va da Ferretti che guarda in avanti per Diaz, Cuzzolino, anzi Josico con calma, ecco Cuzzolino dopo il tocco di Tondi, finte e palla in verticale, regge Vidal, il pallone non è uscito, ci prova subito Gio Salla che centra Cuzzolino, altro possesso per il Ciampino che ha iniziato col coltello tra i denti. Palla fuori per Diaz che rimbalza su Vidal, altra rimessa per gli aeroportuali. Diaz dentro con il pallone che era visibilmente in movimento, controfallo, ringrazia l'84 che riparte con Rescia, Cuzzolino. In verticale Vidal, regge, doppia finta, prova a passare, gioca bene su Diaz che rinviene in un secondo momento, palla spazzata, Tondi raccoglie. Rescia, partenza in 3 per l'84, ovviamente con il rientro di Pablo El Conejo Vidal squalificato contro il Napoli. Ecco il Conejo che regge, prova a girarsi, spinto da Gio Salla, non c'è fallo in questa sfida tra numeri 20, buono il lavoro da parte del numero 20 del Ciampino. Palla in verticale, Cuzzolino legge e raccoglie. Attaccato forte da Pina, prova a girarsi Cuzzolino, si gioca. Pina prova a passare con il tunnel ai danni di Leandro Cuzzolino, quasi lesa maestà, con Pina che però guadagna una buona rimessa. Gio Salla, Ferretti, Pina va giù, Gio Salla su un blocco da parte di Vidale, secondo fallo dell'84 quando sono passati appena 2 minuti di gioco. Casassa in verticale nella zona di nessuno, da un portiere all'altro Tondi, Cuzzolino,
Cambio lato, Josico si prende l'isolamento con Diaz, poi rientra, altro cambio di fronte, Cuzzolino, Rescia, puntata, doppio rimpallo, raccoglie Casassa, che va subito lungo, esce Tondi di testa fuori dalla sua area di rigore, stato di grazia, quello dell'ultimo mese e mezzo per Fabio Tondi, che quando non ci arriva la difesa ottima dell'84 ci mette sempre il corpo. Palla corta, Pina in buca per la suolata e la conclusione da parte di Gabriel Pina, che mette subito la freccia per il Ciampino Futsal. 10 sulla maglia, 10 nel punteggio, 0-1 Gabriel Pina. E gioca subito l'84 che si trova a rincorrere. Lavora Josico su Ferretti, regge, passa Josico che va dentro da Vidal, che non riesce a trovare l'impatto col pallone. Si salva in qualche modo il Ciampino Futsal. Si è accesa la partita al terzo minuto di gioco. Palla in verticale, buon lavoro da parte di Jo Salla. Diaz raccoglie, giocata di Pina che se ne va. Pina! 1-2 micidiale del capitano del Ciampino, che trova la doppietta personale dopo appena 3 minuti di gioco. 0-2 Gabriel Pina. Chiama subito il time out mister Paniccia dopo 3-0-4 di gioco. Partenza super del Ciampino, stop sul parquet, stop anche per noi. È suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre. Doppio vantaggio del Ciampino qui in casa dell'84. Super partenza dei ragazzi di Bagnes, soprattutto doppia grandissima giocata da parte di Gabriel Pina, trascinatore degli aeroportuali. Imbucata, Rescia ammortizza malino per Vidal, Cuzzolino, Josico, isolamento con Ferretti, rientra Josico, sterzata, c'è spazio per il mancino, lo fa partire in qualche modo Pina, che poi va in verticale, non ha il motorino Ferretti che non ci arriva. Rimessa all'84 che prova a scuotersi dopo la super partenza del Ciampino. Ecco Vidal, Cuzzolino in buca direttamente tra le braccia di Casassa. È andato a cercare il movimento da parte di Maxi Rescia. Cuzzolino di testa, Tondi raccoglie. Josico, Vidal, cambio lato, Rescia, Josico centrale, Cuzzolino, altro pallone per Josico che vuole il fondo, mette a rimorchio, salva tutto Jo Salla, poi Rescia, rimpallo, Jo Salla non la tiene. E in corsa stava per travolgere sia Mestieri che mister Paniccia. Cuzzolino in verticale, Vidal regge, prova a giocare l'1-2, Diaz capisce ma non controlla. Palla fuori Josico, Rescia, Josico, Vidal tra le linee, prova a calciare, deviazione, angolo dell'84, deviazione che poteva diventare pericolosa per Casassa col pallone che si è abbassato a pochi centimetri dall'incrocio della porta del Ciampino. Josico sul punto di battuta, palla sopra a cercare Cuzzolino, legge Jo Salla. Palla a metà di Cuzzolino con Coco appena entrato per la sua prima presenza in Serie A con l'84 che deve in qualche modo recuperare il possesso dopo il tocco di Petrov, appena entrato anche lui. Ecco Coco Wellington, palla in verticale bellissima per Josico, Casassa miracolo, in due tempi la fa sua.
Ma subito le qualità di Coco Wellington in mostra qui a Leini. Cuzzolino di testa. Josico, ecco Coco. Rescia. Coco Wellington, 4-0 pure all'84. Josico prova a cercare il taglio per Cuzzolino, che non ci arriva. Dentro Fortini, fuori capitano Josico a prendere un po' di fiato dopo 5 minuti di gioco. Diaz. Pina, attaccato da Fortini. Lascia lì, bella imbucata per Diaz che se ne va. Diaz! Tondi a tenere a galla l'84 in questa prima frazione di gioco. Quando riparte il Ciampino fa paura. Petrov, Josalla, ancora Petrov. Scarico, Josalla e poi Diaz. Aggira Fortini, prende spazio, scarico per Pina. Pina! Col mancino molto alto non riesce ad emulare la doppia splendida conclusione che ha portato il Ciampino sullo 0-2. Dentro anche Mateus. Coco. Rescia, cambio lato, ecco Mateus che gira ancora per Coco. In verticale, Fortini, giocata, non passa però su Diaz che poi scava in verticale, Coco raccoglie, ecco Fortini. Rescia, scarico facile, Mateus. Fortini. Rescia. Fortini. Si muove Rescia, legge Diaz, poi Coco. Scava bene per Rescia, scarico dentro per Mateus. Pina in qualche modo ci mette il piede. Occhio la transizione del Ciampino alimentata da Diaz che vede Petrov che controlla e spara. Ancora Tondi a metterci le mani, in due tempi blocca. Super parata di Tondi che non le ha mandate dire ai suoi. Coco prova ad andarsene, spinto in un primo tempo da Petrov, fischiato quel contatto. Non il secondo ovviamente, infatti fa indietreggiare il punto di battuta Mestieri, anzi Minardi. Gioca l'84. Fortini. Dentro anche Messina per il Ciampino. Mateus. Fortini con spazio. Sterzata e conclusione da parte di Giuliano Fortini. Ancora Casassa a metterci le mani sul destro da parte di Giuliano Fortini, che andava per il terzo sigillo del suo campionato. Coco sopra per Fortini che va dentro di testa, Casassa non la tiene, poi Mateus lotta con Josalla che è l'ultimo a toccare, rimessa e l'84. Fortini corto per Mateus che prova a sparare. Alto, nessun pericolo per Casassa. Cambia ancora mister Paniccia dentro Vidal. Petrov. Chiuso Josalla, passa vincendo il rimpallo, poi si trascina pallone fuori sul buon lavoro in fase di copertura da parte di Vidal. Raguso. Mateus. Vidal. Ancora Mateus. Fortini. Cambio lato Vidal. Ecco Fortini, si prende l'isolamento con Petrov, doppio passo, prova a sfondare. Lavora bene anche Petrov. Fortini sopra per Raguso che ammortizza. Mateus. Prova a inventare per il movimento da parte di Vidal. Tondi raccoglie Raguso. Fortini. Prova a passare, gli porta via il pallone Petrov, poi agganciato da Fortini. E punizione per il Ciampino preziosissima. Dopo che l'84 aveva riconquistato il possesso con Raguso. Gioca Ferretti per Messina. Josalla in verticale. Raguso bene di testa. Fortini.
sbaglia, raccoglie Messina, doppio passo, finta, copre Josico, Tondi, Raguso, ecco Josico, cambio lato Vidal che ha spazio, rinculla il Ciampino, nuovamente si torna tra i piedi di Josico che passa, Matteus, va giù Raguso, si gioca, ecco Raguso, Matteus, scarico Raguso, Josico, in buca per Matteus che regge un pallone complicato, poi vince un rimpallo, si gira trattenuto, non c'è fallo. Gio Salla, anzi Petrov all'indietro, Ferretti, palla in verticale per Messina che prova ad impegnarsi ma non riesce a tenere il pallone in campo. Subito Mestieri a richiamare Matteus e Petrov per il diverbio di pochi secondi fa. Si gioca con Josico, prova a imbucare Ferretti, regge e poi tocca di testa per Petrov, scivolata di Vidal a vuoto, palla imbucata per Ferretti che vede sul secondo palo Messina, ancora Tondi, poi Messina raccoglie nuovamente, va dentro Raguso, ripulisce andando in verticale, non trovando però né Vidal né Cuzzolino, soffre l'84, perfetto il Ciampino in questi primi 9 minuti di gioco. Ferretti, Diaz in verticale, pallone imprendibile per Gio Salla che non ha l'ascensore. Josico rischia, Cuzzolino forza la giocata e passa, poi scarico per Raguso che apre il piattone e non trova lo specchio della porta. Un'altra buona trama dell'84 che però non riesce a trovare il gol che riaprirebbe il discorso in questa prima frazione di gioco. Casassa lungo, cercare Ferretti che col collo quasi ammortizza, poi l'ultimo a toccare. Tondi Josico, Cuzzolino, Raguso, rientra, poi cambio lato, bello per Vidal che sterza, calcia! Trovando un'altra deviazione, difesa strenua del Ciampino quando c'è da tirare giù il cancello del fossato. Josico dentro, a cercare l'inserimento da parte di Vidal, la toccata, Gio Salla. Altro possesso all'84 quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo, sempre 2-0 per il Ciampino. Ferretti recupera il pallone, Gio Salla, Diaz, Petrov, prova a alzare la pressione dell'84, Gio Salla, braccato da Vidal, si trascina il pallone direttamente fuori. Cuzzolino scambia con Josico, Cuzzolino, Casassa in qualche modo in uscita bassa a chiudere tutto lo specchio a Leandro Cuzzolino, palla sopra a cercare Vidal che apre il piattone, trova il tacco di Lucas Diaz, altro angolo per l'84, palla fuori Vidal, sinistro, Casassa la tiene, poi si lancia in transizione Ferretti, lo cerca Vidal, anzi Casassa ovviamente, con Vidal che era sulle terga di Ferretti. Josico con spazio, rientra, gli porta via il pallone Petrov, lo aspetta Tondi, Cuzzolino prova a farsi sentire anche il palazzetto, Vidal scava all'indietro, un pallone complicato da gestire e de facto regala il possesso al Ciampino, con mister Ibáñez che chiede il time out a 9:30 dalla fine del primo tempo. Stop sul parquet, stop anche per noi.
lungo colloquio del quintetto del Ciampino con Petrov a fare le veci di mister Ibáñez. Sta ancora parlando con Diaz. Attenzione alla possibile giocata. Gioca Petrov, Jo Salla, Diaz, Jo Salla, scodella in verticale col pallone che sfila direttamente in out. Tondi a raccoglierlo, Cuzzolino rimette in moto Josico. Prova a alzare un po' la linea di pressione il Ciampino. Cuzzolino, Rescia di prima per Vidal, si butta dentro Rescia, Cuzzolino. Josico, isolamento con Ferretti, rientra ancora Ferretti ad appionare quel pallone, poi passa il numero 11 che prova ad autolanciarsi, Tondi copre, tocca il pallone che forse sarebbe uscito. Gran lavoro da parte di Ferretti che riceve dopo la suolata di Petrov, poi Jo Salla, ancora Ferretti, centrale Diaz, Petrov. Ferretti prova il sombrero, Vidal lo legge e raccoglie, prova a ripartire in transizione, vuole andare da Cuzzolino, va giù Vidal, sparecchia l'area Diaz, vorrebbe un fallo Vidal nel contatto, dopo il rimpallo ovviamente. Cuzzolino fuori, Rescia, ancora Cuzzolino. Prova ad aprirsi lo spazio per una giocata. Ora Josico, Vidal, regge in buca. Nessuno va dentro però. Petrov. Giocata per andare da Diaz. Ferretti. Lancio in verticale che per poco non diventa pericoloso. Dopo il tocco di Leandro Cuzzolino. Casassa controlla e gioca ancora in avanti. Petrov aggira solo per un attimo Maxi Rescia. Poi lotta con Josico che gli strappa il pallone. Vidal. Con calma torna dal suo capitano e poi si accomoda in panchina. Cuzzolino. Josico sfida ancora Ferretti. Passa Josico dentro, cercare il secondo palo dove si era lanciato Maxi Rescia, centimetri dal gol che avrebbe riportato sotto l'L84, che sarebbe stato il quinto in stagione per il campionissimo argentino. Lui doppietta contro il Napoli, gol bellissimo su un'imbucata di Cuzzolino e poi su calcio d'angolo Mateus forte, raccoglie Tondi, buon lavoro da parte di Mateus che ora riceve. Fortini lascia scorrere, Rescia non la tiene in campo. Pina, Diaz, Pina scava in avanti direttamente da Tondi. Mateus, Rescia attaccato da Ferretti che scivola, poi Pina lavora alla grande perché Fortini si sarebbe trovato praticamente uno contro uno in metà campo. Mateus, Cuzzolino raccoglie, prova a imbucare, Pina legge. Poi trova Lucas Diaz che spinge la transizione con Jo Salla, chiuso da Mateus, direttamente in angolo, vorrebbe la rimessa Tondi. Non è dello stesso avviso Minardi, angolo Ciampino. Con la palla sopra per Pina, conclusione masticata, Tondi la tiene in due tempi. Mateus. Maxi Rescia. Fortini, ancora Giuliano Fortini, si prende l'isolamento con Ferretti che per l'ennesima volta di questo primo tempo lavora alla grande su questa banda in fase difensiva, si prende il 5 dei suoi compagni, il 5 di Ibáñez dentro Messina. Mateus, cambiato Fortini, sulle sue tracce Diaz, imbucata, Cuzzolino, scarico Mateus.
Cuzzolino prova la giocata su Gio Salla, l'ultimo a toccare è il 20 del Ciampino, Fortini. Lascia lì per Cuzzolino, cambiato Matteus. Cuzzolino alla ricerca di una finestra, si sposta il pallone, Suolata, poi in buca per Maxi Rescia, verso sinistro passa, toccato, non c'è fallo. Messina in verticale, Matteus di testa, Pina prolunga, raccoglie Cuzzolino che va all'indietro dopo il tocco di Gio Salla. Rimessa all'84, va a riposare Leandro Cuzzolino, tanti minuti in questo avvio di stagione per il campionissimo dell'84. Fortini, Rescia, Fortini, Matteus attaccato da Pina, Fortini, Matteus, Fortini, Pasetti, campionato un po' rischioso ma trova bene Maxi Rescia, Matteus, Pasetti per i centrali, Maxi Rescia, si butta in parallela Matteus, servito con lo scavino da Maxi Rescia, applaude il suggerimento del compagno Gabriel Pasetti. Casassa corto, Gio Salla, Pina, attaccato forte da Fortini, rischia qualcosa Pina e alla fine è costretto a lanciare il pallone in fallo laterale. Matteus dentro, centra Messina, altra rimessa per l'84. Palla dentro, Pina legge, occhio la transizione del Ciampino, limitata da Diaz, Messina. Isolamento con Matteus, scivola Messina. L'ultimo tocco è di Matteus. Si riaffaccia dalle parti di Tondi il Ciampino, è rientrato anche Vidal per dare un po' di fiato a Maxi Rescia. Palla corta Diaz, scambia con Gio Salla, Pina. Pallone imbucato, l'ultimo tocco di Matteus. Pina, parallela dopo il suggerimento da parte di Gio Salla, Tondi raccoglie poi Pasetti che scodella per Matteus, la palla resta lì, la pulisce Pina, occhio a Gio Salla, si butta nello spazio Messina, lascia lì Gio Salla per Diaz che chiude l'1-2, ancora Diaz, tocca Pasetti, rimessa Ciampino. Diaz calcia, Tondi ancora a metterci le mani sulla conclusione da parte di Lucas Diaz, che lo scorso anno a settimo aveva trovato una tripletta. Gio Salla dentro, regge Diaz che prova a scaricare, Gio Salla, Tondi ancora se la trova praticamente addosso, poi Diaz con un eccesso di foga guadagna un fallo prezioso Pasetti. Questa conclusione con Tondi con un riflesso felino a metterci le mani. Pasetti, Vidal, regge e riparte da Matteus. Pasetti, Fortini, Vidal, finta e poi nuovamente Fortini, Suolata, finta di corpo, prende spazio, prova a calciare sul secondo palo con Vidal che cercava invece lo spazio al centro dell'area. Casassa con calma, lascia lì per Pina, Petrov, Pina in verticale, Ferretti si gira e trova nuovamente il suo capitano, poi Gio Salla, Ferretti, Pina, Ferretti, Petrov, palla in verticale per la corsa di Ferretti che ci arriva ma non riesce a tenere il pallone in gioco, sulla buona idea da parte di Gio Salla. Matteus, Pasetti, Jasico, isolamento con Petrov, prova a sfondare Jasico,
passa e tiene il pallone tra i suoi piedi. Cambio lato, Pasetti va dentro, Casassa legge e blocca. Ancora lungo a cercare Ferretti, questa volta direttamente fuori. Raguso, altre rotazioni sulla panchina dell'84. Josico, cambio lato Coco, Vidal al centro, scarico Josico, Vidal sfida Pina, poi riparte da Raguso, Josico, altra sfida questa volta con Ferretti, poi vede una bella palla per Raguso che va dentro, deviazione, traversa. Prova a distendersi il Ciampino con Petrov, Joe Salla, occasionissima per l'84 a 2:30 dalla fine. Va giù Coco dopo la sbracciata, si gioca. Pina non può passare su Coco che viene ammonito per proteste. Sulla sbracciata di pochi istanti fa. Ancora colloquio Coco e Minardi. Anche Raguso a chiedere il gomito alto su Coco Wellington, così come Cuzzolino, ma sta di fatto che il possesso è del Ciampino a 2:25 dalla fine del primo tempo. Palla dentro, letta da Raguso che manda nello spazio Josico che vede Coco. Coco torna dentro, Giosalla ripulisce l'area di rigore del Ciampino e prova ad alimentare la transizione. Ferretti con eleganza e calma da Pina. Ancora Ferretti. Scodella in avanti. Cuzzolino. Josico Raguso con l'esterno da Coco. Lavora per lui Cuzzolino, spinto ancora Coco, si gioca, si autolancia Petrov, esce bene Tondi. Ferretti, ancora pallone in verticale, letto da Coco, possibile 3 contro 2, si apre la partita al Tergicristallo, Cuzzolino dentro, Casassa. In verticale esce Tondi di testa, molto bene ancora una volta. Altro cartellino sulla panchina dell'84. Sempre per proteste per quell'episodio di pochi istanti fa. Intanto è giù Joe Salla. Si può giocare, Pina, controlla e riparte da Ferretti, Joe Salla, Petrov, cambio lato Pina, attaccato da Coco, che scodella in verticale per la corsa di Pina, Tondi fa sul pallone. Problemi intanto con le luci del palazzetto, ma si gioca, anzi no. Dunque pronti a ripartire dal Pala Maggiore di Leini con 1:16 da giocare al termine del primo tempo. Si riparte con Raguso in possesso. Coco gestisce l'84 dopo il blackout qui nel torinese. Josico prende spazio, prova a girarsi, gliela porta via Giosalla, poi Ferretti in verticale, tocca Raguso, Coco ammortizza, Raguso, Cuzzolino. Josico tunnel, passa il pallone molto bene per Coco. Josico prende spazio, calcia! Casassa a metterci il piede. Anzi no, secondo Minardi.
sulla conclusione da parte di Josico. 40 secondi alla fine del primo tempo fisiologicamente lunghissimo per l'interruzione visto il blackout. Gioca il Ciampino con la palla in verticale per la corsa di Petrov che lascia rimbalzare, poi Sombrero passa Petrov che strozza troppo con il mancino. Tondi corto, Raguso, Coco regge e torna da Raguso, poi Josico sfida tra numeri 10. Raguso lascia lì per Coco, Josico, il pallone non è uscito, Raguso guarda la porta e calcia palo, e poi deviazione di Casassa che diventa vincente per l'84 sulla puntata da parte di Mattia Raguso. Palo e autogol di Casassa, sfortunato il Ciampino, la riapre nell'84 1-2. Dieci secondi alla fine, finale pesantissimo per l'84 che si riporta sotto con fortuna, se vogliamo, dopo l'autogol da parte di Casassa. 5 decimi alla fine, dopo il blackout, la puntata da parte di Mattia Raguso, l'ha toccata forse Casassa sul palo e poi sul corpo del portiere del Ciampino. Lascia lì il pallone Tondi, suona la sirena che manda tutti negli spogliatoi. Finisce 1-2 il primo tempo tra l'84 e Ciampino Futsal. All'inizio il doppio vantaggio firmato Gabriel Pina, poi il blackout e 10 secondi alla fine la puntata decisiva di Mattia Raguso. Noi ci sentiamo dopo l'intervallo.
Futsal People, amici di Futsal TV, siamo tornati in diretta dal Pala Maggiore di Leini, dove le due squadre sono pronte per l'inizio della seconda frazione di gioco. Passato il blackout, l'84 ha trovato il gol che ha accorciato le distanze. Tanta sfortuna per Mirko Casassa sulla puntata da parte di Mattia Raguso. Palo, tocco di Casassa e palla che è rotolata mestamente in porta per il Ciampino. Due squadre che hanno preso possesso del parquet, l'84 che ripartirà con lo stesso quintetto iniziale, così come il Ciampino, con l'unica variazione che è quella dell'ingresso da parte di Petrov. E fuori Ferretti, ma via si parte, andiamo, buon divertimento col secondo tempo di L'84 Ciampino. Rescia, Iosico prende spazio, solata Cuzzolino, porta a spasso il pallone e torna da Iosico. Rescia, Cuzzolino, Iosico, Cuzzolino, scambiano ancora il 10 e il 17 dell'L'84. Iosico si prende l'isolamento con Gio Salla, prova la giocata in banda, Rescia tiene in campo il pallone, anzi no, sfera che era uscita in rimessa dal fondo per Casassa, che gioca per Gio Salla. Pina, Salla in verticale, allontana la minaccia ma non trova nessuna maglia bianca. Tondi, Iosico. Aspetta sempre il Ciampino, così come nella prima frazione indirizzata dai primi 3 minuti spettacolari del Ciampino Futsal, che ha trovato il vantaggio per 2-0 con la doppietta di Gabriel Pina. Occhio a Iosico che va dentro da Rescia, che apre il piattone ma non trova lo specchio della porta. Primo squillo dell'L'84 in questo avvio di ripresa, che ha provato a scuotersi dopo il gol che ha accorciato le distanze. Gio Salla in verticale, Iosico col petto da Tondi. Cuzzolino, Iosico a vuoto la prima pressione del Ciampino. Iosico prende spazio in buca per Vidal che si gira e scarica. Cuzzolino guarda la porta, Maxi Rescia. Vidal vede Iosico, Iosico! A lato la conclusione del capitano dell'L'84, che non trova lo specchio della porta. Sulla buona uscita ancora una volta da parte di Casassa, che non l'ha toccata ma ha chiuso tutto lo specchio a Iosico. Cuzzolino di testa, Diaz mette giù, prova a passare, scarico Petrov, prova a calciare da una posizione quasi impossibile, trova solo l'esterno della rete. Rescia, Fortini, Cuzzolino, Vidal in verticale, si riparte da Cuzzolino che deve inseguire il pallone, ovviamente Tondi non può giocarlo. Fortini, Cuzzolino, si sgancia Fortini, legge però con la linea Diaz, che vede Pina che va dentro da Petrov, che da 0 metri se lo divora, graziando l'L'84 che aveva giocato col fuoco in uscita palla. Cuzzolino, Rescia, Vidal, Fortini, Cuzzolino, prova a imbucare per Rescia che alza il pallone, prova la giocata acrobatica sull'uscita da parte di Casassa, che la rimette in moto Diaz. Sarebbe venuto giù il palazzetto su quella giocata da parte di Maxi Rescia. Petrov, Gio Salla, lascia libero per Vidal che prova a sfondare. Vidal a rimorchio, pulisce l'area di rigore Petrov, l'ultimo tocco il suo, rimessa all'84. Cuzzolino sul punto di battuta, Fortini, Cuzzolino dopo il tocco di Maxi Rescia.
Vidal si prende l'isolamento con Josa, la sfida tra numeri 20, tutto mancino. Vidal prova a trovare una linea di passaggio complicata, la toccata Petrov, rimessa all'84. Vidal prova a sfondare, esce Casassa, bene, è lunga in fallo laterale. Cuzzolino a cercare l'inserimento, credo da parte di Fortini più che quello di Maxi Rescia. Palla che è sfilata direttamente in fallo laterale. Diaz in verticale, Cuzzolino lascia scorrere prendendosi un rischio. Fortini, Cuzzolino, Vidal regge e scarica, ancora Cuzzolino. Fortini sbaglia il controllo, Pina prova a far ripartire il Ciampino con la palla in verticale, Tondi esce e trova bene Leandro Cuzzolino, che poi aspetta, riparte da Fortini, di prima sbaglia il pallone, Pina raccoglie, Petrov prende la mira e calcia, strozzando ancora una volta troppo il mancino su un'uscita palla difficoltosa da parte dell'84. Fortini, Maxi Rescia attaccato forte, Coco appena entrato tra le linee per Fortini che non legge. Petrov aspetta, l'ultimo a toccare è Giuliano Fortini, secondo Minardi. Cambio lato, Pina, pallone complicato ma lo tiene. Jossalla, Petrov, Diaz. Si prende un rischio, gliela porta via bene Coco. Coco fino in fondo, sterzata, palla dentro, Pina di petto, poi fuori di testa. Legge Maxi Rescia, poi Coco attaccato da Pina, non c'è fallo. Diaz in verticale per Petrov, rumoreggia il palla maggiore. Petrov aspetta, prova la giocata, trova Pina in verticale che scodella da Diaz e fa passare secondi preziosi. Bella palla per Diaz che prova a calciare, super scivolata da parte di Mateus Garcia sulla palla geniale da parte di Pina. Dentro Raguso, fuori Rescia. Per respirare deve velocizzare le operazioni Petrov. Palla dentro, letta da Raguso. Poi Mateus vuole andare in verticale cercando la corsa di Fortini che invece voleva il pallone addosso. Casassa la tiene in campo. In verticale Pina da Jossalla, sterzata. Petrov si muove in verticale, legge Raguso che ammortizza bene per Mateus. Sterzata, chiuso Mateus, rischia qualcosa, alla fine il rimpallo favorisce l'84. Raguso, Fortini, Coco Wellington, Mateus Fortini, Coco, finta e manda Raguso in verticale, che trova una buona trama per Giuliano Fortini, isolamento con Diaz, prova a calciare Fortini, forte, non trovando però lo specchio della porta. Ora va a prendersi un po' di riposo in panchina, così come Coco Wellington. Dentro nuovamente Cuzzolino e Iosico. Diaz, Pina, forzatamente in verticale, legge Raguso. Attaccato forte da Ferretti. Non riesce a trovare lo scarico per capitano Iosico. Sempre ottimo il lavoro in fase di copertura per Ferretti. Classe 2001, palla sopra a cercare proprio Ferretti che con la spalla mette giù, poi manda a vuoto Mateus, l'ultimo tocco del numero 11 del Ciampino. Richiamato Mateus che si era perso Ferretti. Iosico, guarda la porta, destro di Iosico. Casassa pronto al rilancio.
direttamente in verticale, sempre a cercare Ferretti che lotta con Cuzzolino. Matteus, si muove Cuzzolino, ignorato. Raguso, Josico attaccato forte da Ferretti, c'è il fischio da parte di Minardi per la manata, credo, da parte di Ferretti con Josico che si tiene il volto. Duello che ha infiammato la prima frazione di gioco, abnegazione difensiva encomiabile da parte di Ferretti, soprattutto contro un giocatore come Josico che nell'1 contro 1 ha la sua arma principale. Raguso, Matteus, Josico, Tondi dopo un controllo complicato, Cuzzolino di prima per la corsa di Raguso, Pina legge ma addormenta il pallone in fallo laterale, prende metri l'84 che gioca, Matteus in verticale, Cuzzolino regge, poi cambia nuovamente lato per andare da Josico che sfida Pina. Rientra, spazio per la conclusione, si va invece da Raguso che cambia lato, doppio rimpallo, Ferretti raccoglie. Josico, buon lavoro in fase di copertura, e poi Tondi che va in avanti, Ferretti controlla, poi Joe Salla, Pina, Ferretti si rifugia da Casassa che va in verticale, da Joe Salla attaccato da Josico. Scavetto, Diaz, ottimo giro palla del Ciampino, palla centrale per Diaz, Ferretti in parallela per Diaz che non può arpionare, riguadagna il possesso l'84 dopo una fase dove il Ciampino è riuscito a far girare bene il pallone. Matteus in verticale per Cuzzolino che ha spazio, Josico prova a sfondare, Cuzzolino dentro da Raguso che non ci arriva in tuffo sul secondo palo, gesto di stizza per Mattia Raguso che voleva il fallo ai danni di Leandro Cuzzolino per la spinta di Ferretti, fallo che non è stato cumulato, si gioca, occasione sprecata dall'84, Diaz, Ferretti attaccato forte da Matteus, deve reggere, si gira Ferretti, poi Matteus gliela porta via con un fallo, secondo Mestieri, stessa dinamica del primo fallo del secondo tempo, ossia quello di pochi istanti fa, c'è da rettificare il punto di battuta intanto. - 12 alla fine, sempre avanti il Ciampino. Con la palla in verticale per Diaz, di testa, Ferretti. Veronica di Ferretti che se ne va, poi prova a cercare un fallo, non c'è il fischio. Josico, Cuzzolino, dentro per Vidal che non arriva sul secondo palo, giallo per Raguso e fallo cumulato. Con l'occasione per l'84, Cuzzolino si è disperato perché forse ha pensato di poter andare direttamente verso la porta. Possesso Ciampino, si può giocare. Pina, Joe Salla, Diaz, ancora Joe Salla, in verticale legge Cuzzolino che però non riesce a tenere il pallone in gioco, applaude mister Panice. Ferretti in verticale per Diaz che controlla e passa su Cuzzolino, non c'è fallo secondo Minardi. Si gioca Raguso, Cuzzolino,
Va giù Raguso, si gioca. Lavora Raguso, va giù Diaz, va giù anche Raguso. Josico in possesso, Cuzzolino. Isolamento con Pina, passa Cuzzolino con l'esterno, Casassa. In uscita, chiude tutto lo specchio. Cuzzolino fuori per Vidal che controlla. Poi prova a calciare, altra deviazione, altro angolo per l'L84. Che sta spingendo con forza per cercare il gol del pari. Scambio Josico Cuzzolino, poi Vidal al volo. Pina tiene il pallone in gioco, Vidal raccoglie e si rifugia da Tondi. Josico aspetta il Ciampino, forte del vantaggio di 2-1, palla dentro per Vidal che controlla, suola per Raguso, copre bene João Salla. In fase difensiva sempre prezioso il numero 20 del Ciampino Futsal. Palla fuori, Cuzzolino controlla, destro con la punta, ancora Casassa a metterci le mani. Inclusione estemporanea da parte di Leandro Cuzzolino, che anche con il destro fa paura a tutti i portieri della Serie A, ma Casassa ha tirato su la saracinesca. Scambio ancora, palla dentro per Josico che calcia, centra Diaz. Raguso, Cuzzolino, sfida Pina. Raguso, Josico, Vidal. Tunnel di Vidal che se ne va, Vidal! Casassa ci mette le mani, ancora Vidal, prova a prendere spazio, va giù, c'è il fallo e c'è il giallo per João Salla, dopo la super giocata da parte di Vidal, che poteva però cercare di essere più incisivo nella conclusione verso la porta. Questa è la giocata, poi il tiro con Casassa che si era fatto molto avanti ovviamente per chiudere tutto lo specchio. E punizione per l'L84. Cuzzolino sul punto di battuta, c'è il fischio. Va in porta! Leandro Cuzzolino, rinnoviamo il concetto. Quanto pesa il mancino di questo signore qua? 2-2 Leandro Cuzzolino. Gol pesantissimo di Cuzzolino che rimette tutto in parità. Ferma il tempo mister Ibáñez chiamando il time out. Stop sul parquet, stop anche per noi. Suona la sirena che richiama in campo le due squadre. 2-2 a 10:30 dalla fine della partita. Praticamente un supplementare allargato. Quello che l'84 e Ciampino Futsal andranno ora ad affrontare. Con tutto in perfetta parità. 2-2 il punteggio, 2-2 il conteggio dei falli. Tutto da rifare per il Ciampino, spinta massima per l'84. Si riparte col Ciampino in possesso, come detto 2-2 dopo il gol di Cuzzolino. Si è acceso anche il palazzetto.
João Salla in verticale, anticipo buono di Vidal, Maxi Rescia controlla, poi in verticale Petrov ci mette una pezza con Coco che aveva già pensato di servire Vidal sull'inserimento centrale del Conejo, che su quella giocata straordinaria con il tunnel ha trovato poi il fallo pesante per l'84, palla sopra a cercare proprio Vidal. Impreciso però il tocco da parte di Coco Wellington, che deve fisiologicamente trovare ancora il ritmo partita. Ferretti, Petrov, Ferretti, Diaz rientra, prova ad imbucare, in qualche modo trova Ferretti che sfida Coco, passa, l'ultimo tocco di Ferretti, la rimessa per l'84, tanta personalità comunque per Gianluca Ferretti, sicuramente uno dei prospetti più interessanti del nostro futsal. Maxi Rescia, Fortini in verticale, male, col mancino, rotazioni su entrambe le panchine, dentro Simone Faticuso, dentro Pina come portiere di movimento, arma che il Ciampino usa tantissimo, sia per mantenere il possesso che ovviamente per provare a trovare il gol del vantaggio. Quasi 20 minuti col portiere in movimento contro la Sandro Abate. Faticuso, Pina con calma da João Salla, prova ad alzare la pressione all'84, Diaz, João Salla scava per Pina che rischia di tornare nell'altra metà campo, torna Casassa tra i pali che in qualche modo tocca, c'è il fischio contro l'84 per un fallo dato a Josico che è imbufalito, voleva un tocco di mano credo da parte di Casassa o perlomeno il possesso del pallone senza il fischio da parte di Mestrieri, ma tant'è. Che si gioca. Diaz, bella giocata su Maxi Rescia, passa Diaz che trova Pina che vuole andare avanti per Ferretti che non riesce a calciare, la porta è vuota, Fortini alimenta la transizione, Fortini salva tutto, João Salla sulla linea di porta, angolo per l'84, resta Pina tra i pali, palla fuori Josico, Cuzzolino regge su Ferretti, si gira, guarda la porta e calcia, non inquadrando lo specchio, resta altissimo ovviamente l'84, palla in verticale direttamente fuori, questa volta sì che Pina corre al cambio con Casassa, la giocata ancora di Leandro Cuzzolino, Fortini, Cuzzolino, Josico, ancora Fortini, ecco Cuzzolino, lavora per lui Fortini ma si torna ancora da Josico, Rescia, Cuzzolino, sempre braccato da Ferretti, passa solo per un attimo, doppia trattenuta, il fallo e di Leandro Cuzzolino che si becca il giallo. Tante proteste da parte di capitano Josico, non le prime durante tutta la partita. E ritorna Pina a fare le veci da portiere in movimento. Ancora non convinto Josico, Pina all'indietro, João Salla, Ferretti, cambio lato, Diaz alza il pallone, Cuzzolino lascia scorrere, ma c'è il fischio, con Tondi che stava provando a battere a rete, col pallone che però aveva toccato il soffitto del palazzetto. Cuzzolino vorrebbe il giallo, si gioca con la panchina
del Ciampino che sta protestando in maniera molto veemente. Non si gioca, c'era ancora Pina in campo tra l'altro, dentro anche il terreno di gioco mister Ibáñez, che è stato allontanato. Da Mestrieri, ovviamente per proteste. Seconda frazione molto confusa sul parquet. Si gioca. Maxi Rescia, Iosico, Cuzzolino. Iosico sponda, Tondi in verticale direttamente da Casassa che controlla. Pina rischia qualcosa, poi trova Petrov che va in verticale per la corsa di Diaz che ci arriva. Iosico lavora e sporca il pallone direttamente in out. Resta tra i pali questa volta Casassa. Petrov lascia scorrere, Diaz surplus destro, anzi sinistro ovviamente. Tondi copre in spaccata. Petrov sul punto di battuta, occhio a João Salla, ecco il pallone per il 20, troppo lungo, non lo tiene in campo, rimessa all'84. Deve giocare Fortini con la palla in verticale, poi Petrov di testa, Rescia ci mette il piede e ancora Petrov dentro per Pina, sponda João Salla, ancora Pina, chiude l'1-2, non riesce a calciare João Salla. Fortini prova a correre, copre João Salla. Iosico, isolamento con Diaz, cambia tutto per andare da Vidal che rinnova il duello tra numeri 20 con João Salla, poi Rescia, Vidal, Iosico rientra, suolata per Mateus che punta col mancino, non trovando la specchia della porta, nemmeno la deviazione da parte di Mirko Casassa che lascia lì per Petrov. Diaz in verticale per Ferretti che scappa a Vidal, Ferretti finisce il campo. Mateus, Rescia, Mateus, Rescia dopo il tocco di Iosico e di nuovo il capitano dell'L84 Mateus. Vidal in verticale, Mateus, Iosico, sfida Ferretti che gli porta via bene il pallone, occhio a Ferretti che prova a calciare, copre Mateus, fuori Rescia a prendere un po' di fiato, dentro Raguso, e dentro nuovamente Pina come portiere di movimento. Deve ancora prendere forma la piramide del Ciampino. Ora Diaz, Ferretti, guarda dentro, la tocca Iosico che va vicino all'autogol. Resta avanti il Ciampino. Il calcio d'angolo, non rimessa laterale. Petrov fuori, direttamente da João Salla. Piramide volta a far passare secondi preziosi per il Ciampino. João Salla, Pina di prima rischia qualcosa, poi João Salla in verticale verso Diaz che di testa la rimette dentro, Tondi la trova e rimette in moto Vidal che non può però arrivarci. Applausi comunque per Fabio Tondi che aveva visto la possibilità di andare a battere a rete. Rientra fatiguoso, fuori Ferretti. João Salla, il più lontano possibile, Tondi raccoglie, ma suona la sirena time out chiesto da mister Paniccia. 5:30 dalla fine della partita, stop sul parquet, stop anche per noi.
Suona la sirena che richiama in campo le due squadre. 5:30 alla fine. Josico. Vidal regge e riparte da Raguso. Vidal prova a imbucare, non passa il pallone. Petrov prende spazio, esce Casassa, dentro Pina. Josalla, Petrov alza la pressione dell'84 con la palla buttata. Vidal raccoglie, la porta è vuota. Vidal non riesce a calciare, poi lotta con Pina, fase confusa, lascia lì Diaz, poi il pallone in avanti che è stato deviato, angolo dell'84. Raguso calcia! Mattia Raguso mette avanti l'84 a 4:51 dalla fine. Taglia il portiere di movimento, ma le speranze del Ciampino. Mattia Raguso 3-2. Tutto da rifare ora per il Ciampino, che ha rischiato col portiere, e portiere sarà ancora per 4:40 alla fine per lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Diaz, Josalla, Pina, fischi di paura del Palamaggiore. Pina, Diaz fa di Guso dentro a cercare il secondo palo con un tentativo che sembrava più una conclusione rispetto a un assist. Palla in avanti, letta bene da Josalla, poi fa di Guso. Petrov, Diaz, rientra Pina come portiere di movimento, aspetta l'84. Ecco Pina, fa di Guso. Diaz prova a forzare il blocco, palla dentro, letta da Maxi Rescia che esulta col pugnetto. Petrov, Pina prova a calciare, deviazione, Tondi non la tiene. Angolo Ciampino, palla fuori. Petrov, Josalla, Petrov, ancora Josalla, manovra la difesa dell'84 mister Paniccia dalla panchina, fa di Guso, riparte da Petrov. Josalla di prima, dentro da Pina a cercare Diaz che calcia molto male, deve correre Pina all'indietro, rientra Casassa, verticale per Fortini che ha spazio, poi prova la giocata a tunnel, però Diaz raccoglie, fa di Guso con calma da Josalla. Possesso nuovamente per il Ciampino. Diaz, fa di Guso, prova a calciare solo esterno della rete. Fortini, pasticcia in zona centrale, poi rimedia. Cuzzolino, scodella per la corsa di Josico che con la spalla ammortizza, poi entrata dura di Petrov, non c'è fallo. Scarico per Josalla che regge, cambia tutto, fa di Guso. Diaz, è rientrato Pina. Petrov, Pina, Petrov, Josalla, ancora Petrov. Diaz rischia qualcosa su Maxi Rescia che gli sporca il pallone e esulta con i Tigers, ma ci sono ancora 2:36 da giocare. Petrov, Pina, Petrov e poi Diaz. Josalla, suolata, Pina calcia, centra Leandro Cuzzolino. Fadiguso deve rettificare il punto di battuta. Petrov, Pina, Petrov, Diaz, ancora Petrov, Josalla. Josalla, Pina, Petrov per un attimo guarda la porta, poi Diaz fa di Guso, esce bene Cuzzolino, Tondi la tiene, guarda la porta e calcia sul tetto del Palamaggiore.
fuori Fortini, possesso per il Ciampino che manovra sempre con Petrov, poi Diaz, Petrov, Pina, Josalla, Petrov, ancora Josalla dentro per Diaz che vede Fadiguso ma si riesce con una lettura incredibile, poi il pallone ancora tra i piedi dei giocatori del Ciampino, Josalla, Pina, Petrov se la sposta e calcia, centra Pina, la rimessa dal fondo per Tondi, si accende una mischia con Josalla che ci prova ma la rimessa è chiaramente per Tondi, poi va giù Josalla, giallo per Tondi, succede un po' di tutto, poi va a scusarsi subito con Josalla. Rimessa data al Ciampino, la deviazione da parte di Pina che era evidente, anche perché lo stesso Pina ha dato subito il cambio, si è disperato nel momento del tocco, sistema il portiere di Movimento Fabrizio Davide, il vice di mister Ibañez. Si può giocare, palla fuori, Petrov, Diaz calcia lontanissimo dallo specchio della porta, mister Paniccia a fare da raccattapalle, palla in verticale verso Vidal che ammortizza, prova a girarsi, Casassa la tiene dopo il tocco di Petrov, Diaz finta e poi Petrov deve rinculare l'L84, 60 secondi alla fine. Pina, Petrov, Ferretti Luc e poi Josalla dopo il tocco di Petrov che ritrova il pallone, Josalla, Ferretti, calcia, Cuzzolino ci mette il piede trovando un intervento fondamentale, una furia Paniccia in panchina, palla sopra di Pina che era postato sul secondo palo sulla conclusione da parte di Ferretti, Josalla, Petrov, Ferretti, Petrov, Josalla, ancora Petrov, Diaz dentro per nessuno, pallone che scorre 23 secondi alla fine, Vidal prova a calciare, la tiene Petrov, serviva forse un po' di calma da parte di Vidal, ultimo assalto del Ciampino con Pina che vuole prendersi la conclusione, imbucata per Diaz che non scarica, poi va dentro, copre Jusico, copre Rescia, 7 secondi alla fine, palla fuori per Pina, suolata, sinistro, centra Jusico che scaraventa il pallone il più lontano possibile, tutti sulla punta dei seggiolini del palazzetto, Pina, Petrov imbuca, palla dentro, Jusico la toglie e suona la sirena, luci spente al Pala Maggiore di Leini, in qualche modo l'L84 rimonta una partita clamorosa contro un Maidomo Ciampino Futsal che ha portato avanti una partita straordinaria qui al Pala Maggiore di Leini, oltre il blackout, oltre la bellezza di questo sport, l'L84 ancora per un giorno resta questa volta in solitaria, in testa alla classifica di Serie A. Dal Pala Maggiore di Leini è tutto un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.
Post gara dell'84 Ciampino Futsal, siamo con mister Paniccia. Mister, una partita un po' caotica, molto strana anche per il blackout che c'è stato nel primo tempo. Quanto è stato importante però riprenderla, vincerla con le unghie e con i denti? Sì, è stata una partita fondamentalmente divisa veramente in due partite stesse, perché primo tempo abbiamo sbagliato tanto, tante imprecisioni e non riuscivamo a tenere la palla coperta. Il Ciampino è stato eccezionale nel sfruttare le occasioni che ha creato, ne ha avute anche diverse per portarsi sul 3-0. Noi abbiamo reagito molto bene gli ultimi 5-6 minuti del primo tempo, poi dopo il blackout abbiamo trovato il gol, siamo stati bravi con Mattia, è stato uno dei migliori in campo anche oggi. Il secondo tempo è stata una grande L'84 e quella che conosciamo tutti. Quanto era importante ritrovare un giocatore come Coco Wellington nelle rotazioni? Poi è chiaro e si vede che gli manca ritmo partita, ma è un giocatore troppo importante da avere nelle sue rotazioni durante la partita. Sì, è un campione, quindi averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo. Quando un campione gioca o non gioca fa la differenza. Grazie mille mister Paniccia, complimenti per la vittoria, restiamo in attesa di mister Ibáñez e chiudiamo. Post gara dell'84 Ciampino Futsal, siamo con mister Ibáñez. Mister, una partita che avevate iniziato veramente con la quarta ingranata, avete iniziato molto bene, poi forse il blackout ha cambiato qualcosa, nel finale ci avete provato con le unghie e con i denti, il sorriso vi dice di sì. Cos'è cambiato dopo quell'episodio? No, alla fine penso che, con tutto il rispetto a mia squadra, non era normale, no? È vero che noi giochiamo bene, ma 2-0 fuori con una squadra come l'84 era qualcosa di difficile. Abbiamo fatto dopo il blackout, è vero che mancava 10 secondi, abbiamo preso il gol, dopo la seconda parte loro hanno stato difendendo forte, ma penso che è successo lo che doveva succedere, no? Alla fine loro sono 14-15 giocatori, noi siamo lo che siamo e la guerra è diversa, ma solo posso ringraziare a tutti i giocatori miei che ha fatto una partita buona. Ti chiedo un commento su Ferretti, che dal mio punto di vista ha giocato una partita di abnegazione difensiva straordinaria, non facendosi mai saltare, credo neanche una volta, da Iosico in 40 minuti effettivi di gioco. Che giocatore è Gianluca? Bueno, è un buon giocatore, sì, è un buon giocatore, soprattutto adesso con la regola questa dei meno stranieri, è un giocatore italiano che aiuta abbastanza troppo e per noi è vero che è uno in più per aiutare in queste stagioni. Grazie mille mister Ibáñez, complimenti per la partita, buona fortuna per il vostro cammino in stagione. Dal Palamaggiore di Leni è tutto, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.